Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Miracolo al Cannizzaro di Catania, dimesso un neonato di appena 15 giorni che rischiava la vita dopo aver contratto la pertosse. Entrato nella struttura ospedaliera con gravi difficoltà respiratorie, il bimbo adesso è fuori pericolo. Finiscono nei guai a Marsala, nel Trapanese, 3 uomini e una donna accusati di aver acquistato droga con i soldi del reddito di cittadinanza, sequestrata anche una rivendita di tabacchi ritenuta un vero e proprio bancomat dei pusher. Ci spostiamo a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove un 32enne è finito in manette. L'uomo era evaso dai domiciliari dicendo di dover andare a prendere il figlio a scuola, una scusa che poi si è rivelata tutt'altro che veritiera, considerando che quel giorno l'istituto scolastico era chiuso. Attimi di paura nella caserma di Favara, nell'Agrigentino, dove un soggetto avrebbe aggredito e minacciato di morte i carabinieri e le loro famiglie. In conclusione il meteo, temperature in aumento e sole in Sicilia, queste le previsioni per domani, venerdì 17 maggio, possono tirare un sospiro di sollievo anche i più scaramantici. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.